benvenuti a questo nuovo appuntamento con la crociera della musica, arte e cultura napoletana. La scorsa settimana ci eravamo lasciati con un annuncio da dover fare, quello del vincitore o della vincitrice dello Scoop Factor. Prima però rivediamo alcune esibizioni. Abbiamo visto alcune esibizioni, sono quelle dei protagonisti del Talent Made in Scoop Travel, che ha portato sul palco tanti artisti in erba che si sono esibiti davanti a quelli che ormai sono i loro colleghi. Ora però lasciamo la parola al presidente di giuria, Amedeo Colella, deve svelare chi ha vinto questa edizione. La vincitrice dello Scoop Factor 2025 è Concetta! Premio a questo appuntamento che di fatto ha portato anche da parte vostra la musica napoletana, partenopea, l'arte e la cultura, com'è stato? Io sono innamorata della canzone napoletana, infatti faccio parte di una corale nella parrocchia dove abito io e il maestro di tanto in tanto ci fa cimentare in concerti di canzoni napoletane, però corale. Mi piace tantissimo, mi piace tanto cantare, mi dispiace di non aver potuto fare niente prima. Mamma mi dice sempre, ma io che ne sapevi, tempo mio, chi capiva queste cose? Però mi diverto, mi piace tantissimo. La musica napoletana, l'essere partenopei sul palco, terzo posto, qual è l'emozione? L'emozione è grande perché non è la prima volta che io vengo in questo evento. Sono 10 anni che seguo la Scoop Travel. Per me è un'emozione sempre in più. Questo appuntamento con Scoop Travel sul palco, cosa l'ha spinta a partecipare e com'è stato? A me piace tantissimo perché si vede l'emozione vera delle persone quando hanno nel cuore la loro città. Non parlo di Napoli, ma anche chi è romano. A me mi piace la veracità delle persone che amano quelle che sono, non senza nessun trucco e niente. Noi siamo napoletani, lo esterniamo un po' di più, ma tutti amano la loro città e tutto il resto. Scoop Travel quindi vi regala, oltre la cultura e la musica e i concerti, anche queste esperienze. Delle belle serate, certamente non siamo artisti come questi che ci stanno, però per una sera siamo stati artisti anche noi. Però c'è una cosa da dire, che a Napoli siamo tutti artisti, dai, siamo tutti bravi. È sempre una cosa molto travolgente quella della Scoop Talent che ci fa fare ogni anno questa salita sul palco. Però quest'anno c'è stato qualche fuoriscena, qualche poesia letta da Raffaele Spinosi, che ci ha letto come fuoriscena, un fuoriprogramma, una poesia talmente bella che ci ha emozionati. Quindi stasera lo spettacolo vale doppio. Emozionante, un momento d'amore oserei dire, in un momento così epocale dove di amore nel mondo ce n'è così poco e quindi contentissimo di aver dato anche io la mia partecipazione. Ho trovato prima di tutto il mio ambiente, ho trovato questa famiglia eccezionale che mi ha accolto e soprattutto ho trovato la napoletanità con gli artisti, le serate, l'organizzazione. È una botta di affetto che ne avevo bisogno. Talento, voglia di mettersi in gioco e divertirsi. Lo Scoop Factor anche quest'anno è stato un autentico successo. È bello proprio vedere la partecipazione, il divertimento e la gioia con cui uno ogni ospite si appunto dedica a questa meravigliosa esperienza e poi giochiamo insieme perché è appunto un mettersi in gioco partecipare allo Scoop Factor, anche se la posta in gioco poi è veramente alta perché si vince un posto per la prossima crociera.